Penso che sarebbe bello portare questo mio progetto che ho già proposto nel 2005 agli operatori, pensare che se avessimo solo €1 ad arrivo, cioè vuol dire tu arrivi in Veneto, paghi €1 e basta, e avremo quasi 20 milioni di euro. Li potremmo dedicare a un tavolo dove la gestione viene fatta direttamente dagli operatori, i quali deciderebbero quanti soldi destinare alla promozione, quanti magari a un fondo di rotazione, quanti ai fondi di garanzia per i prestiti alle aziende turistiche, e sarebbe forse il primo esperimento a livello nazionale dove gli operatori gestiscono direttamente le risorse. Una tassa di soggiorno che serve a promuovere il turismo e non più a risanare i bilanci dei comuni. Il governatore Luca Zaia rilancia una sua vecchia e poco fortunata proposta. Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, ricorda il governatore, eppure se guardiamo le nostre spese per la promozione e le paragoniamo a quelle dei nostri vicini trentini si ha l'impressione di andare in guerra con le fionde contro i carri armati. Forse oggi i tempi sono maturi per riprendere in considerazione questa ipotesi. Quando lo proposi nel 2005 non ci fu condivisione, penso che una cosa come questa non debba essere imposta. Allora, se Roma chiede €7 a notte dormita, noi chiederemmo €1 solo per l'arrivo, poi tu puoi dormire quante notti vuoi. Per noi €1 solo per quell'arrivo sarebbero 20 milioni di euro per il turismo, un turismo che è la prima industria del Veneto, 17 miliardi di fatturato, ed è un'industria sulla quale noi dobbiamo continuare a investire.